terzo classificato Maurizio Bergamin. Se parlasse meno di lavoro, un po' più di donne ogni tanto, sarebbe più dei nostri. Secondo classificato Giulietto, e non so come fa a tirar fuori quei tempi dalla ritmo, vuol dire che si impegna e il talento c'è. Vince non è una novità, ma dalla prossima gara mi pare che tu fai solo l'italiano, quindi spazio agli altri e vai a farti la SC come da programmi. Alessandro Zamuner, oggi abbiamo scoperto solo alla fine cosa andava, non andava solamente, c'è tutto il trapezio mollato sotto, cioè svegliate già. Ok, cioè, corre e basta, non vedi che Rosa va per conto suo. Ciao e complimenti.